Eccoci in presenza del maestro incisore Livio Ceschin, artista che persegue la dimensione della psicografia, una dimensione intellettuale e tecnica. Chiediamo appunto a lui di parlarcene. Psicografia è un termine che io avevo colto da un artista austriaco, Alfred Kubin, che parlava proprio di questo spessore, no? Invisibile, che stava al di sotto della forma e dell'immagine, e che creava appunto, che portava poi in superficie tutta questa parte, diciamo, più nascosta dell'artista, della persona che lavora nell'incisione. E quindi mi interessava proprio portare avanti questo percorso, e quindi una continua ricerca sul segno, che negli anni ha dato anche degli sviluppi di stile, di forme, di cambiamento proprio nei soggetti e nelle opere che eseguo. Quale tecnica predilige? Le tecniche che prediligo sono l'acquaforte e la punta secca, che spesso, sovente, intreccio fra loro, proprio per ottenere non soltanto un aspetto veristico, realistico dell'immagine, ma proprio anche perché le voglio far dialogare fra loro, nel senso proprio anche perché sono due strutture completamente diverse. Quindi gioco proprio sul fatto della struttura del segno dell'acquaforte, che è un segno nitido, con il segno invece più libero, forse appunto più sfumato, più delicato, più arioso della punta secca. Soggetti ideali che Livio Ceschin rappresenta? Il mio rapporto con la natura è sempre stato di estrema complicità e di assoluta vicinanza, insomma, no? Mi sono sempre sentito non partecipe passivo, ma protagonista all'interno della natura, e quindi la natura per me è un punto di riferimento, una ricerca fondamentale, in cui io mi addentro continuamente, riesco a cogliere nella natura sempre qualcosa di nuovo. Ultimamente la natura, che inizialmente era molto incontaminata, si sta contaminando anche di fattori antropologici. Vediamo alcune cose, adesso non so se sono qui presenti, ma dove c'è la presenza più diretta dell'uomo, quindi una panchina, quindi una bicicletta appoggiata, un angolo più umano, insomma, e poi c'è l'intreccio appunto dei miei luoghi con il segno della grafia umana, no? Quindi questa presenza, questa memoria dell'uomo attraverso la scrittura, e quindi qui il discorso con la poesia, e quindi tutto il mio procedere anche in parallelo con l'ascolto dei poeti e la lettura delle poesie. Nelle sue opere sembra emergere una percezione musicale, mentre in alcune altre una percezione silenziosa. Io posso dire una cosa, il silenzio è intanto creare l'ambiente in cui io incido, in cui io lavoro, l'elemento del silenzio è una cosa importante, e credo che questa venga un po' assorbita anche dal lavoro che io faccio, proprio dal soggetto io che poi vado a scegliere poi, no? Però è una cosa talmente istintiva, talmente che non è controllata, e la musicalità è la stessa cosa. Io so che quando incido ho necessità di ascoltare musica, per esempio. È una musica che va dai madrigali di Monteverdi alle musiche rarefatte di Arvo Pärt, per dire. Quindi tutto questo, passando per Bach, per tutti questi grandi, no? E credo che qui, anche ascoltando, quindi il suono della musica, sia un elemento che arriva anche dentro nel mio lavoro. Quindi c'è musicalità e silenzio a entrambi, no? Stanno insieme. Poi il segno è già movimento, è già forma. Quindi credo che ci sia questo dualismo che dialoga insieme e che si intrecciano fra loro. Livio Ceschin è un artista a 360 gradi che viaggia e frequenta gallerie europee, e gli chiediamo appunto di parlarci brevemente di questa sua esperienza. Diciamo, grandi soddisfazioni le ho avute che qui in Italia. È stata fatta una mostra importante alcuni anni fa, la Calcografia di Stato a Roma. Certo, la rispondenza non è quella che io per esempio trovo nel nord Europa. Devo citare naturalmente la mostra fatta 2 anni fa alla Casa Museo Rembrandt in Amsterdam, al Museo Panorama di Bad Frankenhausen. Sono mostre antologiche importanti, in cui però, al di là poi delle mie opere esposte complete, tutto il mio corpo incisorio, quello che ho trovato molta rispondenza e grande entusiasmo è stato proprio l'impatto proprio con il pubblico di
di quella zona, no, europea in cui c'è una presenza e un'attenzione e una conoscenza della grafica. Molto probabilmente qui dobbiamo guardare un po' la storia anche di questi paesi che hanno avuto certamente forse più cultura grafica che pittorica. Noi possiamo dire e vantarci di dire che abbiamo invece avuto al contrario la grande scuola dei maestri del colore, ma dico, portando queste mie personali esperienze, devo dire il Nord Europa mi continua a dare anche molte soddisfazioni. Io ringrazio il maestro Livio Ceschin perché attraverso le sue parole siamo riusciti a comprendere maggiormente la sua grande dimensione artistica.